7 unità che misurano l'universo, 7 ingredienti che mescolati tra loro permettono di quantificare qualsiasi fenomeno, dalla febbre di un bambino al bosone di Higgs, dagli affettati presi al banco della salumeria alle onde gravitazionali generate da uno scontro tra buchi neri. Sono il chilogrammo, il metro, il secondo, la mole, la candela, l'ampere e il Kelvin, i protagonisti di un saggio che nel riepilogare la storia di come gli esseri umani hanno misurato il mondo mescola abilmente scienza, cultura e persino spiritualità, misure che accompagnano la nostra vita quotidiana, ma sono in qualche maniera misconosciute, cioè ne facciamo uso quotidianamente, hanno segnato la storia appunto del mondo e di chi lo abita, ma conosciamo abbastanza poco. E quindi l'idea era quella di raccontare un processo, quello di misura appunto, che permea la vita quotidiana e la scienza, e raccontarlo attraverso storie, aneddoti, curiosità, perché poi alla fine la fisica è, al di là di quello che a volte si può pensare, anche una scienza estremamente divertente. 7 misure protagoniste anche del romanzo che ha portato il fisico ad essere uno dei 5 finalisti del premio Galileo. Ad esempio, in qualche maniera misuriamo anche la benzina, quando non la misuriamo noi, ma la misura l'erogatore quando facciamo rifornimento. In questi mesi di pandemia, in questi anni, ahimè, abbiamo misurato di nuovo, no, le distanze tra l'uno e l'altro, e ci siamo misurati la temperatura corporea in un numero innumerevole di volte, no, molto grande, anche di nuovo magari senza renderci conto, attraverso i termoscanner. E questo metro lo porto con me, anche parlando di misure, anche perché è un esempio di connessione con questo passato molto molto lungo di cui raccontavo sul processo di misura. Le grandi civiltà del passato sono state le prime a codificare il processo di misura. Se le unità di misura possono variare, chi ci vende le cose può vendercele anche appunto imbrogliando. Allora veniamo a Padova. A Padova, tra Piazza della Frutta e Piazza delle Erbe, c'è questo luogo che si chiama, come le diceva, Canton des Bugies, ed è il termine bugia deriva dal fatto che proprio lì c'è una pietra ancora infissa nel muro, mi pare che dati nella seconda metà del 1200-1275, se non ricordo male, e porta incise delle unità di misura. Il quareo, l'unità di misura per la dimensione dei mattoni, la stara per le granaglie, il brasso per le stoffe, e erano lì perché nel caso ci fosse qualche disputa fra il commerciante e l'acquirente, si andava lì con la quantità di mercanzia venduta o acquistata per verificare che in qualche maniera corrispondesse esattamente, e se il mercante aveva imbrogliato, la bugia veniva smascherata e si dice venisse anche punito direttamente lì sul luogo.